Vicepresidente, oggi un sopralluogo alle Malghe della Carnia, un'occasione per valutare qual è la situazione della viabilità, ma anche le prospettive per l'agroalimentare e anche per la promozione turistica. Oggi abbiamo approfittato di visionare tutte quelle che sono quella che è la viabilità forestale, quelle che sono le cosiddette strade forestali che portano da un lato alle maghe, dall'altro permettono anche i vari tagli boschivi e quindi quello che è realmente l'utilizzo del bosco, che per noi è una risorsa straordinaria. Abbiamo preso atto con anche, come già sapevamo peraltro, però di quanti danni l'inverno scorso abbia provocato. Come sapevamo, appunto, alcuni interventi sono già stati fatti, altri sono già programmati, ma molti dovranno essere messi in atto. In particolare, se vogliamo mantenere questo circuito delle maghe carniche, che è veramente spettacolare da un punto di vista proprio anche della fruizione turistica, dobbiamo, prima ancora di mettere mano sui manufatti malghivi, dobbiamo mettere mano alle strade, senza quelle, alle piste più che strade, chiamiamole col loro nome, alle piste forestali, in modo da dare possibilità a chi fa realmente vita all'interno delle maghe e quindi si occupa della parte di produzione, e da chi anche tiene aperto per quanto riguarda gli agriturismi e la possibilità di avere dei posti di ristorazione, di avere un minimo di possibilità di arrivarci bene. E poi anche per dare possibilità alle persone che ritengono di passare qualche giorno nelle nostre montagne, di poterci arrivare con almeno un po' di tranquillità. Abbiamo un piano ambizioso perché riteniamo che ci sia la possibilità di avere un turismo di nicchia su questa partita, e vogliamo giocarcela questa partita fino in fondo. Dal punto di vista, diciamo così, delle produzioni agroalimentari, quali possono essere anche le risorse che possono essere messe a disposizione in queste zone? Qui abbiamo sicuramente dei prodotti d'eccellenza che vanno appunto dalla parte legata ai prodotti caprini, ovini, vaccini, quindi abbiamo tutta la produzione complessiva. È difficile fare ovviamente formaggio in montagna, c'è la necessità di aiutare coloro che lo fanno, quindi anche sulle linee del PSR prossimo daremo una mano per quanto riguarda tutta questa partita. In particolar modo però voglio dire che c'è la necessità anche di abbinare a tutta questa produzione anche una parte turistica, che in questo momento è molto molto limitata. Sappiamo perfettamente che quando parliamo di turismo di questo tipo parliamo di un turismo di ultra nicchia, quindi parliamo di numeri enormi, ma nella possibilità che una regione ha di offrire opportunità turistiche deve esserci, soprattutto per noi che abbiamo queste meravigliose montagne che sono completamente diverse dalle Dolomiti o da altre montagne del nostro paese, ma sono montagne, io le chiamo vere, nel senso che sono montagne difficili, aspre, ma con degli squarci straordinari. Ecco, allora noi dobbiamo, per far questo, dobbiamo mettere in condizioni anche di far sì che il bosco non avanzi, che il bosco non occupi tutto, e quindi servono pascoli. Per fare pascoli bisogna avere bestie che vengano a pascolare, e quindi bisogna mettere in condizioni i malgari di poter fare il loro lavoro e di poter portare animali qui in queste zone così difficili. E torniamo e chiudiamo il cerchio, torniamo all'inizio, cioè alle strade forestali. Senza le strade forestali tutto questo non è possibile, quindi prima ancora di fare tutti questi ragionamenti bisogna infrastrutturare i nostri boschi con delle strade forestali in grado di permettere tutto quello che ho appena detto. Il sopralluogo è iniziato oggi da un comprensorio turistico che potrà diventare, quando sarà, diciamo così, terminato il suo centro, un centro wellness, un punto di attrazione per tutta la Val Pesarina e la Val Degano. Ma direi proprio di sì, questa è stata è una bellissima realizzazione, che è l'albergo di Aplis, di proprietà del consorzio boschivo, il consorzio Boschi Carnici, che ha già, oltre a
al museo, all'albergo, al ristorante, eccetera, ha già costruita per i primi 2 lotti la possibile zona wellness. Manca il terzo lotto, inizierà le prossime settimane, e il quarto lotto è su richiesta di contributo alla regione. Il consorzio Boschi Carnici è proprietà di 17 comuni della Carnia. Se riusciamo a fare questo tipo di operazione, quindi darlo anche come segnale a tutti gli altri operatori, penso verrà una cosa molto molto significativa, perché poi questo centro wellness potrà essere fruito da tutti coloro che vengono in Val Pesarina, in Val Degano, e potrà anche segnare proprio come esempio un possibile turismo, perché è innegabile che abbiamo la necessità qui in montagna oltre di infrastrutturare i nostri alberghi, e quindi di mettere anche a disposizione dei turisti il momento wellness o per il dopo passeggiata o per giornate un po' più difficili come quella odierna.